Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Allora, oggi in questo video vi andrò a illustrare le partite che saranno, che verranno a seguire nei prossimi giorni del mondiale. Come sappiamo è arrivata la fase dei quarti di finale e quindi vi andrò a parlare, vi andrò a pronosticare tutti i risultati, come andrà a finire le seguenti partite. Allora, partiamo subito con il primo quarto di finale, cioè quello di Francia-Marocco, che si giocherà domani alle ore 22. 22 orario italiano, che poi non so quale sarà l'orario, qual è l'orario americano, perché o canadese, non lo so dove si gioca, messicana addirittura, non lo so quale sarà il fuso orario, quindi non so a che ora si giocano, all'orario preciso del posto, non lo so a che ora. Vabbè, allora partiamo Francia-Marocco. Francia-Marocco è una sfida difficile, il Marocco sta sorprendendo, io mi aspettavo che non, diciamo che non andava fino ai quarti, però cioè, mi aspettavo che usciva agli ottavi, però sto notando che molti giocatori stanno sorprendendo, non solo Hakimi, scusate, e Bonu, però ci sta un giocatore che in questo momento al Fantamondiale che mi sta facendo benissimo fin dalla prima giornata, cioè Saibari. Saibari che sta facendo, che ha fatto anzi durante questo mondiale, soprattutto nella, diciamo, nella fase a gironi di questo mondiale, ha fatto benissimo, ha fatto gol su gol, ha fatto tipo doppiette, se non sbaglio anche triplette, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se mi sto sbagliando oppure sto dicendo giusto, e diciamo che sta facendo benissimo questo Saibari, sta facendo molto bene, essendo sì, un centrocampista e non un giocatore di ruolo attaccante, almeno da quello che mi ricordo è centrocampista, con precisione se me lo dice, se qua me lo dice, vi faccio sapere, me lo dice qua, no, non me lo dice, vabbè, comunque. Ci sta una probabilità di vittoria del 61% da parte della Francia e del Marocco c'è una probabilità di vittoria del 16%, però probabilmente diciamo, questa percentuale non è proprio veritiera perché viene considerata in ambito di rose sulla carta, essendo che la Francia ha Kylian Mbappé, Dembélé e tutto, però vediamo che il Marocco sta sorprendendo molto di più rispetto agli altri anni. E se vi devo dire un risultato finale, secondo me si andrà ai supplementari, però alla fine andrà a spuntare il Marocco per 1-2. Gol da parte di Dembélé, che poi tra l'altro io spero che passa la Francia, però per vari obiettivi che ho al fantacalcio, però c'è da dire anche che il Marocco sta facendo benissimo, perciò ho deciso di mettere un 1-2 Marocco. Gol doppietta di Saibari, assist di Hakimi del primo gol, e poi Francia gol di Dembélé come vi ho detto prima. Poi Spagna Belgio, partita che non ci sta dubbio, vittoria almeno sulla carta, ma anche nella realtà dovrebbe essere. Secondo me l'andrà a spuntare la Francia, scusate, la Spagna per 3-2. Secondo me sì, sarà un po' lottata, però sarà molto lottata. Gol di Yamal
Poi che farà doppietta, tra l'altro Yamal secondo me in questa partita si riscatterà. E poi secondo me Nico Williams. O non è stato convocato, adesso non mi ricordo, vabbè, è infortunato, ma ricordo, vabbè, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E per il Belgio secondo me andrà a segnare De Bruyne e Romelu Lukaku su assist di Doku. E vi ricordo che la partita della Spagna si andrà a giocare venerdì, domani, alle ore 21. Poi sabato 11 luglio alle ore 23 si giocherà il terzultimo quarto di finale, anzi no, il penultimo quarto di finale, scusate, tra Norvegia e Inghilterra, che queste due squadre hanno degli attaccanti mostruosi, stanno facendo benissimo. Chi se l'aspettava che la Norvegia arrivava fino ai quarti di finale? Sì, si poteva prevedere con Haaland, però bisogna dire anche che non ha tutta questa squadra dietro, perché secondo me, a mio parere, la Norvegia ha solo Haaland e non so. Mettiamo anche Odegaard. L'Inghilterra ha diversi giocatori buoni, come per esempio Bellingham, Kane che sta facendo come Haaland molti gol, molti altri, Pickford a porta. Vabbè, e secondo me andrà a vincere l'Inghilterra per 3-1. Gol di Kane, primo marcatore, e doppietta di Bellingham. E per l'Inghilterra, scusate, per la Norvegia andrà a segnare Erling Braut Haaland. Però non sono sicuro non sono sicuro molto che la Norvegia faccia solo un gol. Però vabbè. Poi Argentina-Svizzera, ultima partita di questo quarto di finale, che si andrà a decidere chi sarà la quarta semifinalista. E non ci stanno scontri, passerà l'Argentina sicuro. Se la Svizzera si sta facendo bene, potrà mettere un po' di difficoltà all'Argentina di Lionel Messi, però secondo me andrà a spuntare l'Argentina per 2-0 per l'Argentina, gol di Otamendi. E poi secondo me andrà a segnare Lionel Messi, l'ennesimo gol di Lionel Messi. Potrebbe essere che ci sarà un gol da parte della Svizzera, non c'è da negare. E se ci dovrebbe essere, per me andrà a segnare Embolo. Però vi ho detto il mio probabile risultato, che sarà 2-0. E ricordo che la partita si giocherà domenica alle 3 del mattino. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao, aiuto!